Abbandonato da solo in casa, senza acqua né cibo, dai proprietari partiti per le vacanze in Colombia. Aveva solamente la possibilità di passare dal terrazzino al corridoio dove si trovava la lettiera. Un gatto salvato dalla polizia locale di Treviso, intervenuta insieme ai vigili del fuoco e all'EMPA in un'abitazione di strada Santa Bonanuova. L'animale ha miagolato disperatamente finché dei vicini non hanno allertato le forze dell'ordine. Naturalmente è stato subito soccorso da parte degli agenti del nucleo di tutela animale, che è stato istituito in comando da almeno 6 mesi e che riceve tra l'altro ogni settimana almeno 3 segnalazioni di cani o gatti che vengono abbandonati oppure vengono maltrattati. Naturalmente ricordiamo che si tratta di un reato penalmente perseguibile d'ufficio, per cui anche il proprietario di questo gatto verrà segnalato all'autorità giudiziaria. La situazione in cui il gattino si trovava era estrema. Una volta recuperato è stato portato dal veterinario, visitato e infine accolto nel gattile di Conegliano. Storie che purtroppo, spiegano dall'EMPA, ci arrivano quotidianamente. Eppure dovrebbe essere chiaro che episodi di maltrattamento come questo difficilmente rimangono impuniti. Questo animale d'affezione, di questo gattino, è la dimostrazione della grande attenzione da parte del comando di polizia locale nei confronti appunto degli animali di affezione, che possono essere gatti, cani, comunque tutti gli animali che vengono mantenuti in casa. Dall'EMPA l'appello a chi sta per andare in vacanza: assicurate al vostro micio le condizioni necessarie per il suo benessere quando partite. Spesso si sente dire che i gatti si arrangiano, ma non è così. Come Ente Nazionale Protezione Animali continueremo a denunciare tutti coloro che abbandonano e maltrattano i loro animali.